La Guardia di Finanza di Gorizia ha sequestrato 943 litri di birra eccedenti la franchigia consentita di 110 litri, acquistati in Romania e introdotti illecitamente in Italia, senza pagamento di accisa prevista per le bevande alcoliche. Il trasportatore, di nazionalità rumena, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia, che ha convalidato il sequestro. Le prospettive di un rafforzamento della collaborazione italo-serba nel campo del lavoro e dell'impresa sono state al centro di un incontro che il ministro del lavoro serbo, Aleksandar Vulin, ha avuto a Belgrado con una delegazione della cooperativa Lega Coop FVG. All'incontro erano presenti anche rappresentanti della Camera di Commercio italo-serba. Vulin ha illustrato agli italiani il processo di riforme in corso in Serbia, in particolare l'attività del suo dicastero diretta a favorire l'impiego delle categorie più svantaggiate. In questo settore, ha osservato, l'esperienza dell'Italia è di grande utilità. È stato al tempo stesso concordato un prossimo incontro fra Vulin e il ministro del lavoro italiano Giuliano Poletti. SAF Autotrasporti e Servizi ha presentato a Lignano Sabbiadoro, al pubblico e agli operatori, la app Arriva Udine, il servizio che informa e assiste il passeggero sul suo viaggio a terra e a bordo. 2 le sezioni per muoversi e per scoprire tantissimi vantaggi per chi scarica l'app Arriva Udine, dalla pianificazione del tragitto all'acquisto del biglietto in fermata, inquadrando col cellulare il QR code stampato sull'orario della palina. Si possono inoltre conoscere le linee in transito e gli orari di passaggio del prossimo bus, leggere linee e orari per tutte le destinazioni servite da SAF, diventare follower di SAF su Twitter per avere info e supporto. Una volta a bordo il passeggero può intrattenersi con proposte per il tempo libero, news di testate locali e nazionali, fare shopping, twittare, conoscere nuovi amici. Lanciata per ora a Lignano, località scelta come sito di presentazione del nuovo servizio, la app, che copre il tempo di mezzo del viaggio sul bus informando e divertendo, sarà gradualmente estesa alle oltre 4.000 fermate della SAF in tutta la provincia di Udine. Il Comune di Spilimberg, in collaborazione con l'Arlef, la Società Filologiche Furlane e l'Istitut Ladin Furlan Prec-Ceco Plecerean e col patrocini de province di Pordenone, al promuove le quinte edizioni dal concorso letterari Zal par Furlan, par une conte dal Dienar Zal e une conte a Fumuts, sempre dal Dienar Zal, in lingue furlane. Bandire una sezione special conti, sempre di Genar Zal, riservate ai scuelis. Al concorso può partecipare 12 cittadini italiani e forestiu, con più di 19 anni. Te sezione special scuelis, la partecipazione è riservata ai classi de scuelis secondaris di Pringrat. Le trame de narrazione de conte Zale e poi si essi disglagnate con creatività libere. L'elaborat e anche il test dal Fumut al varà di essi inedit e in lingue furlane. Saranno assegnati chiesche premis, ai conte e al Fumut pris classificas 200 euros, ai seconds trisinte, ai tias 150. L'elaborat al varà di arrivare entro il 20 di novembre, dome par queste a chis direzione. Comune di Spilimberg, Uffici Culture, Placiute Tiepul numero 1, 33097, Spilimberg, Pordenone. I documenti di iscrizione si trovano in tal sito www.comune.spilimbergo.pn.it. Cosa ha rappresentato e rappresenta tuttora la figura di Tito Magnacco, intellettuale friulano, per il comune, per la città di Udine? Rappresenta una figura di altissimo valore civile, culturale, artistico. Abbiamo bisogno in una fase anche un po' di smarrimento, di confusione generale come questa, del rigore scientifico, analitico, della voglia di politica di Tito Magnacco. L'idea appunto di dedicargli un premio promosso dall'associazione La Rinascita vede anche il nostro riconoscimento, il nostro sostegno, perché ci sembra un modo per, chiamando tra l'altro a raccolta le migliori esperienze poetiche che un premio può suscitare, un modo per continuare non a rimpiangere Tito, ma a far vivere il suo senso civico, il suo senso del dovere.
in questa contemporaneità. Il dato apprezzabile è che molte iniziative di fatto partono dal basso, dalle associazioni, e si espandono fino a diventare un premio come questo nazionale. Ricerchiamo, favoriamo le produzioni, le iniziative dal basso, perché crediamo che contribuiscano a rafforzare un senso di comunità. In questo caso la cultura diventa un vero e proprio valore costitutivo di una società, della sua capacità di trovare un senso appunto in figure di alto civismo come era Tito Maniaco. Via Prastingel, a distanza di alcuni mesi e con questo luglio piovoso, soprattutto come la giornata di oggi, la situazione di questa strada, che ricordiamo è comunale, non pare migliorare secondo voi residenti, che avete denunciato ancora una volta all'amministrazione comunale che bisogna apportare delle modifiche. Quali? Più che delle modifiche bisogna fare tutto, perché qui non viene fatto nulla. Questa è una strada comunale che è lasciata all'abbandono, come praticamente tutta la periferia anche di Udine, però qui in maniera particolare non ci sono né interventi ordinari né straordinari di manutenzione, né una illuminazione decente. La stessa strada comunale non rispetta alcun canone del codice della strada, è piena di buche, non c'è un servizio di raccolta rifiuti, tant'è vero che dobbiamo portarci via con le macchine i rifiuti e sversarli in via Butrio. La parte asfaltata lasciamo stare perché non è piena di buche anche quella, per non parlare di questa strada che come potete ben vedere è pietosa. Non c'è alcuna segnaletica né verticale né orizzontale, che dovrebbero esserci, non c'è una manutenzione del fosso per lo scarico delle acque reflue meteoriche, non c'è niente. Io dico solo una cosa a questa amministrazione: vergogna, vergogna e vergogna. Lei segnala anche dei rischi non solo per i suoi figli che sono giovani, ma anche per i vicini, per coloro i quali magari tornano tardi a casa la sera, utilizzano biciclette o comunque si spostano su questa strada perché non c'è illuminazione. Certamente, io ho 3 figli minori che chiaramente si muovono con le biciclette e ritornando verso sera a casa non trovano nemmeno un lampione che possa illuminare questa via. Si è creata ieri sera all'agriturismi ai Colonos di Ville Ciazze e di Lestizze la 23esima edizione di Avostanis, la schirie di events cultural con la direzione artistica di Federico Rossi. Ax Pax Max è il titolo di chi stan, un enigma che dome i plui preparas a Podaran risolvi. Ieri sera il protagonista è stato l'antopolic Giampaolo Gri, in tutte conferenze spettacolo dal titolo Iotti Sconzuri, sul tema de crisi con letturis di Maria Luisa Rosso e Renato Rinaldi, gli schiantadis de Coral, la tele dirette da Claudia Grimaz. Palmont Contaden, a spieghe Gri, la crisi è stata la compagnia di ogni dì dalle vite, no una roba eccezionale. E la cultura venuta fuori in tai confins mal sigurs, che diseparavin poaretate e miserie, salute e malattie, serenità e disperazione. E resta un presso satul di memoris, experiences, resources di recuperare. Che non fa mancare la sua tradizione. Perché? Perché il San Josef in Pradis, sopra Cormons, con la possibilità insomma di degustare, mangiare, vivere una giornata all'aria aperta, della serie agli altri l'invidia, a noi l'unicità. Andiamo a sentire dalla voce dei protagonisti se è stata sì o no una bella giornata. Andiamo a sentire, va? Alla Triestina? Alla Triestina, Seppi alla Triestina, signora, come le ha fatte per curiosità? Lui ha le ha fatte l'uomo. L'uomo, che tocca a lui il peso. Però Elas è quella che controlla, no? Controlla. Se Boni comunque, no?
Sei buone, no? Sempre sì. Bene, bene, facciamo dopo ad assaggiarle. Senta, ma da che ora è qua che diciamo il mestolo gira? 3/4 d'ora. 3/4 d'ora spaccati. Ecco. Ah, la Despar, famosa. Bene. Ok. E dopo se le seppe fatte a mano. Senta, le seppe invece fatte a mano, come la fate? Mostri che le seppe. Le seppe come le fatte? Le seppe. Le seppe. Seppe Il brodetto. Il brodetto classico del Trieste. Sì. Ma Istriano. se è zona de Istriano. Sì, ma se è zona de Barcola o zona del Portovecchio? No, di zona del barco e anche Portovecchio, non è mia quella nafta. Si è trovata bene. No, dai, no, proprio vicino. Lei è bella, lei è bella, lei è Ma si è bella. trovata bene. Bellissimo. No, mi È meglio qua o Pordenone? No, guarda, bellissimo, bellissimo. Il posto è bellissimo, è veramente bello, grazie. Perfetto. Poi c'è il sole così che è meraviglioso, veramente. Non mi aspettavo una cosa del genere. Eravamo partiti con tutta un'altra cosa. È la prima volta che viene su in Sì, Prato. sì, la prima volta. Sì, Però sì, se meglio che andare a Castel de Aviano, quella zona là. Ma qua mi è piaciuto tanto, posso Molto dire bello. questo. Diciamo che mi è piaciuto tanto, anche perché non mi aspettavo, poi una giornata splendida così, è bellissimo, veramente. Anche quelli di Manzano in visita. Sei stato in abbazia San Non sono Salvador? ancora stato in abbazia, Siamo passo già dopo stati il noi. confine. Senta Siamo una già cosa, stati. Avete vallicato il club? Sì. Il club Paria ci si diverte, no? Tutto bene qui? Tutto bene, tutto Il bene. tempo migliora. ok, forse è meglio che non a Rosazzo qua, sai? No, ma Più sai, bello. il nostro comune. Vostro comune. perché Il nostro, io ma sono tu, il comune confinale. sì. Sei bravo. No, fanno sanno di che cavio il primo panettiere da regione. Più bravo. Uno dei più bravi, dopo non sai se sono in prato, ma comunque è di eccellenza. Anzianità, No, di eccellenza. 124 Il prodotto no, ma anche il trisito non interessa, no? È il prodotto e il risultato. Senta, ma il suo è un prodotto nostrano senza fieno. È un prodotto artigianale da tanti anni. Dal 1900. Il mio nonno l'ha inventato nel 1890. Terminata la festa in Pradis, ci spostiamo di qualche chilometro in direzione nord. Dopo aver valicato lo Iudrio, entriamo nel Friuli collinare per la fiesta di San Josef Sode Badie, un evento dedicato a pochi adepti, una sorta di happening enogastronomico riservato a palati fini. La location, la sala delle feste dell'associazione Il Neri Dayamis. Il tipicamente nostrano sposato all'allegria di un passato che qualcuno voleva rinchiudere a esilio perenne. Per fortuna esistono coloro i quali non piace fare la parte della guardona muta perché il voyeurismo non gli si addice. Al calar delle tenebre il rush finale presso il chiostro della storica abbazia di Rosazzo, dove la fiesta di San Josef va a chiudersi con musica, danza e quel tocco divino che si abbina al luogo sacro. Dal 2012 si è pensato di riportare in auge questa festa, che segnava l'inizio della nuova stagione. La tradizione vuole che ogni 19 marzo le persone del luogo si rechino in pellegrinaggio presso la casa di Dio per la Santa Messa e successivamente si faccia merenda nei prati circostanti. Gli anni passano e i tempi cambiano. Per tenere vivo il passato, il chiostro dell'abbazia si presta a tutte le occasioni. Sotto i portici si dispongono i tavoli imbanditi, dove il visitatore può degustare le prelibatezze locali abbinate ai vini bianchi e rossi dei colli manzanesi. La musica serve a dare un'ulteriore spinta alla voglia di divertirsi in modo sano e friulano, dove il giovane, rapito dall'atmosfera mistica, mette in campo tutte le sue doti nascoste di ballerino. Non resta che dire, buon San Giuseppe a tutti. Che Dino Zoff sia il monumento del calcio italiano non c'è ombra di dubbio,
ma nel suo paese natale, Mariano del Friuli, risiede ancora oggi un personaggio, Felice, di nome e di fatto, che ha creato la casa museo dove al suo interno era chiusa la vita e la storia del campione. Il piacere di respirare aria pulita, un calcio d'altri tempi, un toccasana per lo sportivo giornalista che vi racconta con poche e semplici parole la visita di cortesia. Al suo interno si trovano coppe, foto, cimeli, il famoso telegramma dell'allora presidente Pertini, inviato il giorno stesso del suo ritiro dall'attività agonistica, le maglie del titolo europeo e mondiale con l'Italia e del 20° scudetto con la Juventus. Tornando al padrone di casa, cosa dire? Dino Zoff, senza tanti fronzoli tipicamente giornalistici, è una persona seria, attaccato alle sue radici, mai sopra le righe, un uomo, un personaggio, un professionista, insomma, di quelli buoni evergreen. Come sul campo, il buon Dino resta lui, parla piano, centellinando le parole, si esprime in marilenghe, ti invita nella sua casa a bere un bicchiere di quello giusto, al momento giusto, come fosse un vecchio amico. Arrivano gli amici, in primis il suo segretario particolare, mentore Felice, un vulcano di idee mai fermo, quelli, come si dice dalle mie parti, da crodi dure, a ruota, Bruno Pizzul e Gigi Bigot. Si firma un pallone con dedica al figlio di un amico, poi un giro all'interno del museo e alla fine, quando il Tor di Marianne batte le 11, tanti saluti e arrivederci alla prossima. Il nostro gruppo Media Triveneto ricerca un coordinatore commerciale addetti alla vendita di pubblicità nelle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. In particolare le aree interessate sono Pordenone, Udine, Portogruaro, Trieste e Treviso. Interessati o interessate potranno telefonare in orario d'ufficio allo 0434 55 14 55, lasciando le proprie generalità e numero di telefono per il colloquio preliminare. Previsions dal temp per domani sabide 2 agosto. Sulla queste varen ci l'imprevalenze poco nuvolose. Sulle altre zone sbiel tempo di mattine, però il ciel può essere variabile con probabili temporai dal dopo di misdì. Aias a regime di brezze. Non si esclude che qualche locale temporale al dopo di misdì sere possa interessare anche la queste, specie da est. L'informazione per oggi su Canal Furlan termina qui. Come sempre, grazie per l'ascolto, alla prossima.